but you don't really care for music, do ya? Ciao, com'è che ti chiami? Jessica, Quanti anni hai? 17. A cosa partecipi stasera? A Miss Città Murata, la finale. Come pensi che sia sta finale? In questo momento spero che si faccia perché piove un sacco. Però magari smette prima delle 9 così riusciamo a farla. E invece tu non mi lasci via d'uscita e te ne vai con la mia storia fra le dita. Ci vuole un applauso di quelli calorosi perché dobbiamo scaldare tanto l'ambiente. Buonasera, 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 benvenuti, benvenute soprattutto. Fatemi sentire l'applauso, forza, perché ora qui abbiamo bisogno di tanta collaborazione. Buonasera giurati, tra non molto arriveremo anche da voi. Adesso intanto stiamo cercando di collegare tutti i fili perché qua 2 gocce di pioggia ci hanno messo un po' in difficoltà. Ci scusiamo naturalmente per il ritardo, ma del resto lo capite anche voi. Anzi, io farei un applauso ai tecnici che hanno dovuto in pochissimo tempo stravolgere tutto, rimettere tutto in sesto. Sentiamo questo applauso, su. Allora, del resto questa è l'edizione un po' particolare perché segna un passaggio generazionale. Da quest'anno, edizione numero 17, l'organizzazione di Miss Città Murata è affidata ad Elegance Eventi, che è una giovanissima realtà che tra non molto presenteremo grazie anche alla sua presidente. E lo scopo di questa associazione è quella di dare soprattutto qualità nelle proprie serate, nei propri spettacoli che va a proporre, soprattutto divertimento che deve essere la nota portante di ogni iniziativa. E noi ci auguriamo naturalmente che voi possiate con il vostro calore fare arrivare qui quello che è l'elemento indispensabile per una serata, vale a dire l'applauso per queste finaliste. Ne abbiamo 30 questa sera. Tra non molto vi presenterò colei che ormai conoscete tutti quanti bene, possiamo dire che è il motore trainante di questa manifestazione, per cui se voi siete d'accordo, se i tecnici sono pronti, noi assieme a voi, quindi un grande applauso per accogliere Eleonora Sonato. Mentre l'aspettiamo vi dico che lei è già stata Miss Città Murata nel 2003, dopodiché la sua carriera è iniziata alla grande, modella, presentatrice, indossatrice, attualmente lavora per le griff più importanti che ci sono nel mercato e, cosa altrettanto importante, questa sera arriverà su una BMW Serie 2 Active Tourer della concessionaria Ceccato Motor, che è uno dei nostri partner di questa sera, del quale parleremo dopo. Adesso mi sa che l'applauso lo dovete ripetere perché si sono accesi i fari, la piazza si illumina, il vostro calore si sente, vediamo quello che accade. Mi hai fatto soffrire, mi hai fatto soffrire tu non sai quanto. Buonasera. Buonasera Claudio, buonasera a tutti. Non arrivavo più, ci eravamo persi. No. Per Castelfranco. È vero che era un pensiero per lei? Grazie ancora per essere qui presenti. Non per sapere i fatti tuoi, ma dove sei stata? Ero a bere un caffè. Ecco, sì. Noi qua a soffrire. Invito subito le persone che sono lì dietro le transegne a spostarsi perché lì passeranno le auto d'epoca, per cui salite tutti, venite pure tutti dentro qui e occupate pure i posti che vedete liberi. Grazie, perché altrimenti le auto d'epoca vi stendono. Non ci arrivano. Non è il caso. Arrivano. Lasciatemi solo i posti qui davanti riservati alle miss liberi, perché poi le miss si siederanno anche lì.
Detto di questa nuova realtà, Eleonora. Certo, infatti per prima cosa io ringrazio il patron di Miss Città Murata, Filippo Zavarise, per aver dato un grande aiuto in questa serata. Ringrazio anche il mio staff, di cui vedremo la foto, eccolo qui lo staff Elegance Eventi. Lo staff appunto che mi ha supportato e sopportato soprattutto in queste selezioni e anche questa sera. Quest'anno ho avuto infatti il piacere di organizzare ben 5 selezioni in cui sono state scelte le finaliste che vedrete sfilare tra poco. Abbiamo fatto la prima selezione al Melody a Castelfranco, la seconda al Caffè Pedrocchi di Padova, la terza al Movida di Loria, la quarta al Golf Club Ca' della Nave a Martellago e infine la quinta in Piazza Martiri della Libertà a Cittadella, che è stata la prima selezione fatta in una città murata diversa da quella di Castelfranco Veneto. Quindi vedrete 30 bellissime ragazze sfilare qui su questo palco e contendersi il titolo di Miss Città Murata 2017. È il caso di dire che prende il volo, spicca il volo Città Murata? Sì, infatti, perché appunto stiamo già pensando per l'edizione 2018. Infatti in anteprima svelerò a tutti che la prima data per l'edizione 2018 sarà l'anteprima di Miss Città Murata, che faremo sabato 25 novembre al Teatro Palladio di Fontaniva, e faremo l'anteprima Miss Città Murata 2018. Che dire, complimenti? E da quest'anno iniziamo anche una collaborazione con il comune di Cortina d'Ampezzo. Infatti le prime 3 classificate di questa sera avranno l'onore di sfilare durante il Ponte dell'Immacolata, durante la Fashion Week a Cortina, appunto l'8 di dicembre, e inizieremo anche una collaborazione con il comune di Jesolo, sempre in vista appunto dell'edizione 2018. Davvero, facciamo un applauso a questa bellissima, giovane e frizzante realtà che è Elegance Eventi. Appunto un'associazione formata da giovani e che punta sui giovani. Cosa importantissima. Allora, però c'è anche una piccola, iniziamo subito con la novità, che noi quest'anno abbiamo 2 madrine, due, che portano fascia, scettro e tutto quello che serve per le nostre miss. Si tratta di una miss che per pochi punti non si sono qualificate alla finale. Io direi di chiamarle Arianna Rubin e Alice Bellan. Eccole qui. Eccole, erano a bordo della nuova Mini Countryman che avete visto passare. Elegantissime perché indossano abiti da sera del negozio BU, che si trova in via Roma 52 a Cittadella, dove offre un lusso contemporaneo di un'eleganza decisa, sexy, coraggiosa, sofisticata e provocante. Arianna Rubin e Alice, come diceva giustamente Eleonora, sono arrivate a bordo della nuova Mini Countryman. Avete fatto l'applauso per le nostre E allora, vorrei sapere qualcosa di voi, oltre al nome e il cognome che l'abbiamo già svelato. Cosa fate di bello nella vita e qual è il vostro sogno nel cassetto? Io sono una studentessa universitaria, studio Scienze e Tecnologie Animali a Padova e il mio sogno nel cassetto è appunto diventare un agronomo. Arianna? Io sono una commerciante di abbigliamento e il mio sogno nel cassetto è quello di aprire una catena di negozi. Sono decise le ragazze. Idee molto chiare. Ok, allora ragazze, noi ci vediamo dopo, grazie ancora, e poi le rivedremo in un'altra sorpresa, ma non vogliamo svelare ancora nulla. Grazie ragazze. È arrivato il momento di conoscerle, le nostre finaliste. Come diceva Eleonora, ci sono auto storiche eccezionali, lo sapete, è tradizione di questo concorso, per cui le cose belle non si spostano, si mantengono, anzi, per cui, ripeto, è tradizione che arrivino con le auto d'epoca. La prima, la vedete, è una Mercedes Pagoda delle 360. Chi c'è a bordo, Eleonora? Abbiamo a bordo Valeria Franceschi, Miss Nomasbello Cittadella. Con la prima messa sapete che gli applausi devono essere un po' più calorosi, perché rompere il ghiaccio non è facile, su.
È arrivata la seconda finalista su una fiammante Alfa Romeo 1600. Si tratta di Pamela Pezzato, Miss Stefar. Sulla prossima vettura ci sono ben 3 miss. L'auto in questione è una Chevrolet 1920. Vediamo chi porta con sé. Eccola che sta arrivando. Chi troveremo a bordo? Troveremo ben 3 miss. Vediamo se... Eccole che arrivano. E vediamo subito la concorrente numero 3, Gloria Principalle. E guardate anche la bellezza di quest'auto d'epoca. Gloria Principalle è Miss Pesce e Partners. Eccola che arriva la nostra Gloria. Continuiamo con Giamina Zarre, Miss Nomasbello Salzano. Stella Dalmaso, Miss Ceccato Motors. Le prossime concorrenti sono già arrivate su di un bellissimo maggiolino. Si tratta di Ilaria Bernardi, Miss PU. Continuiamo con Miss Aviation JD Veronica Pepe. Una Triumph Sprinter del 1963. Ed è la Miss numero 8, Vanessa Zanchin, Miss Melody. È arrivata invece con un Alfa Romeo 2006 bacchetta Chi. È arrivata la concorrente Nicole Valentini, Miss Paradise Beachwear. Sta scendendo. Guardate questa stupenda Fiat 509, pezzo raro. Ed è la nostra Ilaria 1926. Però Ilaria Reato che porta la fascia Miss Eco Team. Ne arriva una Peugeot del 1937. Colore. Il fatto è che ormai sei diventato un esperto d'auto dopo tutte queste edizioni di Miss Città Murata. No, è che mi danno una scaletta. Ah, ecco, c'è il trucco. E stiamo vedendo
Veramente, l'hai sentito? Si è portata il pan da casa. Scendere la prossima Miss da una Morgan 4x4. Si tratta di Aurora Tavella, Miss Smoke Luca 2.0. Prossima Miss È arrivata con un duetto del 1985. è la nostra concorrente che si chiama Alice Infanti e lei ha vinto il titolo di Miss Eurospesa. Vedo una Fiat 850 Spider. Il rosso era un colore che andava molto, Va di moda. Eccola qui. Eccola la nostra Miss Allianz Castelfranco, Sofia Pellaretto. Eccola la Giulietta Spider. Chi c'è a bordo? C'è a bordo la Miss numero 15, Miss Caffè Pedrocchi, Vivian Gallato. Un'altra Fiat 850 Spider del 1972 con la concorrente numero 16. Abbiamo la Miss Terrazza Movina, Giorgia Giacomin. La prossima auto d'epoca è una Mercedes SL 350. Ci porta Miss Eurospesa Supermercati, numero 17, Valeria Zanier. Alfa Romeo del 1600. Arriva e si fa ammirare dal pubblico Silvia Pastrello, Miss Palestra Greenfield. Sono finite le macchine. No, è che qui dobbiamo caricarne più Miss, perché ne abbiamo una. due. Sarà una Chevrolet del Vediamo se arrivano queste 1920. perse. Numero 19, Miss Beauty Store, Anna Cavalli.
numero 20 Jessica Zuanetto, Miss Global Service. Ho visto sfrecciare un maggiolino. Ha sprezzato velocemente. A bordo c'è Serena Zanon, Miss Sand Parrucchieri. Ecco la Triumph Spitfire del 1963. Chi c'è a bordo? C'è a bordo Anastasia Savciuk, Miss Cittadella. È sfrecciata anche un Alfa Romeo 2006 Marchetta. E a bordo c'è Giulia Fortin, Miss La Sartoria di Elisabeth. La Fiat 509 del 1926, già la prossima protagonista è qui. E la prossima protagonista è Miss Antoniana Giorgia Parma. Ritorna la Peugeot del 1937 di un azzurro bellissimo. E si fa presentare la concorrente numero 25 Nicole Cogo, Miss K della nave. È ritornata anche la Morgan 4x4. E abbiamo Miss La Sartoria di Elisabeth, Elena Bragato. Stavo aspettando il mio duetto. Duetto arriva, io ricordo ai giurati che questa è solo un'uscita di presentazione, a breve le vedremo di nuovo sfilare sempre in abito da sera e inizieremo con le votazioni. Eccola qui la nostra Miss successiva. Duetto del 1985. E a bordo c'è Miss di karting Tania Paroviak. Eccola la Fiat 8
8:50 che sta già portando verso il palcoscenico la prossima finalista. Miss Ceccato Motors, Cristina Vakarczuk. Con la Giulietta Spider a ritornare con noi per portarci qui, Eleonora. Per portarci Agata Scarpa, Miss Nomasvello Padova. L'ultima finalista arriva con una Fiat 850. E si tratta di Miss Nomasvello Cittadella Jessica Valerio. Direi che un applauso per queste finaliste, è arrivato il momento di farlo, no? Applauso detto, applauso. E questa appunto era l'ultima Miss in gara. Pensa Claudio che tra di loro c'è già una Miss che ha già vinto una fascia, una di quelle che assegneremo qui questa sera. Infatti ha vinto grazie ai mi piace su Facebook, abbiamo aperto per una settimana un contest su Facebook e questa Miss è stata, la foto di questa Miss e di quella delle altre Miss sono state viste ben 75.000 persone, quindi un vero successo, ma noi non possiamo svelarvi chi è questa vincitrice, ve la sveleremo più tardi, anche perché se dovesse vincere un'altra delle altre fasce che mettiamo in palio questa sera l'accederebbe alla seconda classificata del contest, quindi sarà una cosa che appunto scopriremo più tardi. Allora, entriamo nel vivo della nostra competizione perché le nostre Miss sfileranno con gli abiti BU, partner del concorso. Per la prima volta varia ai fini delle votazioni, BU racchiude in sé tutto ciò che una donna possa desiderare. BU si trova in via Roma 52 a Cittadella e tutto questo ci serve per arrivare alla nostra sigla.
ecco le nostre miss, bellissime e bravissime tutte, ecco. Io te l'avevo detto l'anno scorso, devi allargare il palco, devi Lo allargare il faremo palco. più grande l'anno prossimo. Iniziamo allora a conoscerle una ad una, le nostre finaliste, con la numero 1 che è Valeria Franceschi, ha 18 anni e studia all'Istituto Tecnico per il Turismo. E ora vediamo Pamela Pezzato. Lei ha 16 anni e studia lingue. Finalista numero 3 è Gloria Principalle, ha 17 anni e studia amministrazione finanziaria e marketing. Numero 4, Jamina Zarre. Lei ha 18 anni e lavora come impiegata. Finalista numero 5, Stella Dalmaso, ha 17 anni e studia all'Istituto Alberghiero. Lei studia grafica pubblicitaria e ha 17 anni.
finalista la numero 7, lei è Veronica Pepe, studia al liceo classico ed ha 18 anni. Miss numero 8, Vanessa Zanchin. La nostra Vanessa ha 17 anni e studia al liceo delle scienze umane. Concorrente numero 9, la nostra finalista è Nicole Valentini, l'istituto turistico quello che frequenta, lei ha 16 anni. Numero 10, Laria Reato, studia al liceo linguistico e ha 17 anni. Finalista numero 11, lei ha 18 anni, frequenta il liceo artistico ed è Valentina Pecchi. E ora è in passerella Aurora Tavella, lei ha 17 anni e lavora, scusate, studia, anche lei è una studentessa.
Finalista numero 13, frequenta l'ingegneria gestionale, a 19 anni, lei è Alice Infanti. Numero 14, studia ragioneria e finanza internazionale, si chiama Sofia Ferraretto e ha 17 anni. Finalista numero 15, frequenta l'Istituto Tecnico per il Turismo, lei è Vivian Gallato, 17enne. Miss numero 16, Giorgia Giacomin, lei ha 16 anni e studia al liceo linguistico. Finalista numero 17, lei è Valeria Zanier, 20enne, studentessa universitaria. Si chiama Silvia Pastrello, ha 17 anni e studia al liceo scientifico.
prossima concorrente. La finalista numero 19, lei è Anna Cavalli, ha 19 anni, studia relazioni internazionali per il marketing. Jessica Zuanetto, lei ha 17 anni, è una studentessa al liceo linguistico. Finalista numero 21, lei è setista, 25 anni ed è Serena Zanon. Lei ha 21 anni e lavora nel campo della moda. La finalista numero 23 studia psicologia, ha 20 anni, lei è Giulia Fortin. Giorgia Parma, 15 anni, è una studentessa di estetica. La lista numero 25 studia al liceo scientifico, ha 19 anni, lei è Nicole Gogo.
porta il numero 26, ha 17 anni, è una studentessa al liceo linguistico. Finalista numero 27, studia marketing e finanza internazionale, ha 25 anni, lei è Tania Paroviak. Cristina Vaccarciuk, lei ha 18 anni e studia marketing e finanza internazionale. Finalista numero 29, Agata Scarpa, frequenta l'Istituto per Geometri, lei ha 18 anni. Solo a livello numerico, Jessica Valerio, 18 anni, studentessa indirizzo socio-sanitario. L'ultima concorrente in gara. Però volevo parlarvi della concessionaria partner di questa nostra serata, che è Ceccato Motors, concessionaria ufficiale BMW Mini Motorroad presente a Padova e Castelfranco. Io continuo a guardare di qua. Iniziamo con il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Buonasera. Vice sindaco di Castelfranco Veneto, Gianfranco Giovine. L'assessore alle attività produttive di Castelfranco Veneto, Marica Galante. Ci siamo sentite giorno e notte per questo evento, ormai sono diventata la sua stalker. Continuiamo con Katy Sciocchette per Smart Moda, Andrea Gheno per Trevisana Latte, per il Gazzettino Michelangelo Cecchetto, per Allianz Manuela Moletta, per le numero Evelina Frattina e per Atelier Manitou Manuela Michele. Non ha potuto essere qui questa sera Elisabetta Dotto, che appunto darà come
alle prime 3 classificate la possibilità di partecipare come delle Fashion Angel alla Cortina Fashion Week, e appunto queste ragazze avranno poi il piacere di soggiornare presso l'Hotel Ambra di Cortina, sempre durante il Ponte dell'Immacolata. Benissimo. Mi Vai. congedo un attimino, ci Prego. vediamo dopo. Però ci vuole un applauso perché secondo me ci sorprenderà con un qualcosa di particolare la nostra Eleonora Sorato. Vediamo se c'è. Eccomi Claudio, volevo ringraziare tra l'altro lo sponsor che questa sera mi ha vestito, che è Chi Sei Who Are You. Mi ha vestito con l'abito precedente che era un abito della collezione estiva 2017, questo è un abito della collezione estiva della prossima estate Sei 2018. troppo avanti, sei troppo avanti Eleonora, lo dico sempre. Era meglio se mi Lo davano dico un sempre. abito della collezione invernale. Invernale, sì. E iniziamo con l'ultima sfilata di moda prima di conoscere le vincitrici della serata. Vi vado infatti a presentare la sfilata Smart Moda e Giottica. Nei punti vendita Smart Moda potete trovare nell'abbigliamento più elegante le proposte casual, sia per lui che per lei. Ma non finisce qui, perché insieme a Smart Moda ci sono gli occhiali di Giottica. Giottica nasce come una scommessa, la voglia di riscatto di una giovane quarantenne che ama il suo lavoro e fa sì che ogni giorno ci sia nel negozio, nel cuore della città, che ha come prima mission quella di distinguersi dai cliché. Questo è tutto e adesso godetevi la sfilata di Smart Moda e Giottica. Buona visione!
applauso per Smart Moda. Ringraziamo Ketty Schiocchet che è seduta tra la giuria, che rappresenta Smart Moda, vi ricordo, con sede a Galliera Veneta, e Giottica che si trova in Vicolo dei Cappuccini 44 a Castelfranco. Ringraziamo Giovanna Cauzzo, un applauso anche per lei, per la sua presenza questa sera con questa collezione che avete visto ha accompagnato l'anticipazione della prossima stagione. Adesso però, prima di portarvi, lo so che state aspettando, ma la giuria veramente ha fatto un lavoro certosino stasera, avete complicato non poco la vita dei nostri tecnici. Io approfitto per ringraziare quello che è stato una parte importante della nostra serata, vale a dire i nostri acconciatori che appartengono al Salone Sen Parrucchieri di Sabrina e Andrea, che si trova in Piazzale Europa Unita 33, qui a Castelfranco. Siamo pronti per le premiazioni e se le nostre miss sono tutte pronte io direi di richiamarla, se anche il nostro DJ Paolo è pronto con la sigla io direi appunto